Quando il professore Di Marco e il professore Soresi ci hanno consigliato e ci hanno chiesto di fare un incontro che parlasse di multiculturalità, ci ha trovato subito pronti e felici di farlo. Quindi come Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, che ho l'onore di rappresentare, siamo stati subito felici di farlo. Perché? Oggi nei nostri ambulatori che cosa vediamo? Vediamo persone di tutte le razze, di tutte le etnie, di tutte le religioni. Ecco, e allora noi dobbiamo essere bravi, noi classe medica, a prenderci cura delle persone. Non dobbiamo pensare solo di curare le patologie, ma di curare la persona, prenderci cura della persona. E questo deve essere un compito, non un compito solitario del medico, ma deve essere un compito d'equipe. Ecco, è importante quindi che ci sia un approccio verso questa cura della persona assieme a tutte le professioni sanitarie, quindi felici di farlo e cercare di vedere anche, dare dei suggerimenti al sistema sanitario nazionale nostro per essere pronti ad accogliere tutte queste patologie nuove o patologie anche vecchie, però dove dobbiamo avere un approccio più mirato possibile. La medicina transculturale è molto importante e ha un valore assolutamente sociale, perché a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla religione, a prescindere di tutto, noi siamo medici e infermieri, quindi del reparto sanità, che abbiamo orizzontalmente, trasversalmente, abbiamo a cuore tutta la salute di tutti i pazienti, a prescindere di dove sono, di quello che fanno. A noi interessa solo il benessere sanitario dei pazienti. Quindi dobbiamo mettere in atto tutta la nostra scienza, tutta la nostra sapienza, tutta la nostra umanità, principalmente per questi pazienti che a volte non hanno neanche mezzi di sostentamento per poter accedere a tutti i servizi sanitari. Quindi è nostro dovere, da medici, sanitari, da persone che si interessano al benessere sia sanitario che culturale di questi pazienti, a integrazione, a intrecciarsi sino ad ottenere la salute e fornire loro tutti i mezzi di poter accedere ai nostri servizi sanitari, che per fortuna in questa nostra ASP abbiamo sempre avuto un particolare accorgimento, una particolare tendenza ad includere tutti questi pazienti, grazie anche alla nostra direzione strategica che ci invoglia a far sì che tutte queste persone che hanno bisogno di noi hanno sempre la massima accoglienza. Oggi siamo qua ad Agrigento riuniti un po' tutti professionisti della salute proprio per trattare un argomento che credo che sia di notevole importanza. Ormai da diversi anni il nostro territorio, ma a tutto il territorio nazionale, affronta questa problematica degli immigranti, e gestirli nell'ambito sanitario è una situazione un po' complessa perché riuscire a comprendere la cultura di altri popoli diventa difficile se non c'è una preparazione. Quindi oggi il punto focale di queste 2 giornate di lavoro, che stanno prendendo ormai spunti da vari professionisti che si sono susseguiti nelle proprie relazioni, sta venendo fuori un argomento importante, quello di riuscire gli ordini professionali a far sì di mettere in campo una formazione specifica per il proprio personale, quindi per quei professionisti infermieri, affinché possano avere una preparazione anche sulla base culturale. Quindi non essere solamente il mediatore culturale a trasferire delle informazioni di quella popolazione che noi accogliamo, ma bensì anche il professionista sanitario che sia nel grado di conoscere e capire un pochettino le difficoltà e i bisogni di queste popolazioni che arrivano. Ecco, questo è un punto importante, focale, che questi 2 giorni di lavoro stanno mettendo sul tavolo.